Dal punto di vista delle emergenze, forse le cose più significative in questo percorso sono state l'epidemia di meningite nel trevigiano e nel veneziano a cavallo tra il 2005 e il 2006, 8 casi, 3 morti, iniziata a Pederobba, un'esperienza molto importante. Ero diciamo tra il 2006 e il 2007, ero appena stato nominato direttore sanitario, è stata una fase molto impegnativa che poi si è sviluppata con decisioni anche ministeriali ed europee per una vaccinazione universale contro il meningococco a favore di tutti i ragazzi, che ancora oggi è un patrimonio dell'offerta sanitaria della nostra regione. Poi alcune emergenze, chiamiamole ambientali, qui nella zona di Pieve di Soligo le ho affrontate, lavorando appunto nel Coneglianese e nel quartiere del Piave le ho affrontate, in particolare il tema pesticidi, in cui ovviamente il servizio sanitario deve porre attenzione a 2000 persone che a Follina sfilano lamentando una condizione che è un grande beneficio economico per il territorio, ma che ancora deve sanare alcuni elementi di attenzione, perché non c'è dubbio che avere una produzione così importante è un valore enorme. Tuttavia qualche limatura dal punto di vista dell'attenzione ad alcune fasce di popolazione fragili va ancora mantenuto. Nel bellunese i fatti più significativi, e nel trevigiano perché è stato a cavallo, è stato il Covid, 3 anni di enorme impegno, nel bellunese con una grandissima soddisfazione, perché ho trovato una comunità molto attenta nel volontariato, nelle istituzioni, con una coesione sociale con i medici di famiglia, con i professionisti ospedalieri, veramente straordinaria. Una coesione sociale che tra l'altro è stata rappresentata da un dato molto importante: la mortalità nel triennio Covid rapportata al triennio precedente è cresciuta in tutto il mondo interessato al Covid. Nel Veneto è cresciuta per tutte le cause, non solo per Covid, del 13%, nel bellunese è cresciuta dell'8%, tradotta in cifre circa 400 vite risparmiate. Non poca cosa. Chi fa come me il lavoro di igienista si chiede spesso: ma io quante vite salvo? Il chirurgo risponde chiaramente, o il cardiologo interventista, che con quella persona che ha lì davanti, quello lì l'ho salvato. A volte la nostra risposta è incerta, in quel caso lì con i numeri io non li conosco i salvati, questa è la differenza, mentre il cardiologo ne sa nome e cognome. Però con i numeri, e l'epidemiologia aiuta in questo senso, si può dire che nel bellunese la comunità, le istituzioni, la grande forza della sanità locale hanno contribuito a salvare 400 persone rispetto alla cosiddetta mortalità attesa. Se andiamo avanti, poi non un'emergenza, ma una straordinaria esperienza è stata quella dell'assistenza sanitaria alle Olimpiadi e Paralimpiadi. Io, che non ero proprio un ragazzo giovane, ho trovato in questa esperienza e con i miei collaboratori una soddisfazione enorme. E ho visto una consapevolezza nel saper di essere di fronte a un evento internazionale importantissimo, per il quale bisognava dare il massimo livello di risposta qualitativa e quantitativa, senza nulla togliere all'assistenza sanitaria alla popolazione generale. Ho visto un livello di consapevolezza veramente raro, che sarà un bagaglio per tutti quelli, specie i più giovani, che se ne sono occupati per tutta la vita. È dimostrato anche nelle precedenti esperienze che chi ha fatto un'esperienza di assistenza sanitaria olimpica va meglio nella carriera rispetto a chi non l'ha fatto, perché ha acquisito una capacità di risposta di altissimo livello.